Benvenuto a Sombra de Sunuragi, stagione dessi stadi. La vita degli esseri umani nel mondo non è scontata, seppure si tenda a considerarla tale. La perfezione delle condizioni che hanno portato al suo sviluppo è il frutto di un delicato equilibrio universale. Per quanto l'universo sia grande, ancora non conosciamo con certezza altri pianeti dove la civiltà è potuta sorgere. Se il pianeta Terra fosse stato poco più vicino al Sole, oppure poco più lontano da esso, la vita non avrebbe avuto possibilità di prosperare. Nel primo caso l'acqua, elemento base per gli esseri viventi, sarebbe evaporata creando un pianeta arido e arso dal calore. Nel caso in cui la Terra fosse stata più distante, al contrario, l'avrebbe esposta a temperature gelide e proibitive. La posizione attuale del globo terrestre, invece, ha permesso che il clima fosse adeguato ad ospitare la più grande varietà territoriale. I mari e gli oceani si alternano a territori verdi, ampi deserti, calotte polari. Tutti questi elementi contribuiscono a creare quel particolare equilibrio che, in milioni di anni, ha potuto dare origine a un numero incredibile di specie viventi. Seppure queste condizioni siano un unicum nell'universo conosciuto, molto spesso gli esseri umani sono autori di crimini gravissimi contro il pianeta che li ospita. Si pensi a piaghe quali gli incendi dolosi che distruggono in poche ore intere porzioni di territorio, al selvaggio disboscamento dei polmoni verdi del pianeta, all'inquinamento di mari e fiumi, alla industrializzazione selvaggia, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Il tema del rapporto tra esseri umani e ambiente circostante non esaurisce di preoccupare gli scienziati di tutto il mondo, i quali avvertono della pericolosità che molti comportamenti potrebbero causare in un prossimo futuro, compromettendo il continuo sviluppo su questo pianeta. Non solo la vita umana sarebbe in pericolo, ma anche quella di molte specie animali che vedono ridursi il proprio habitat naturale e sono costantemente sotto minaccia. Nonostante ci sia ancora molto lavoro da fare per sensibilizzare uno sviluppo sostenibile di tutto il mondo, soprattutto in quelle aree che ancora non godono di un sufficiente livello di reddito medio, negli ultimi anni sono sorte molte fondazioni ed enti associativi che si prendono cura di animali a rischio di estinzione, contribuendo alla salvaguardia della biodiversità terrestre e, di conseguenza, anche della migliore vita di tutti gli esseri umani. Anche in Sardegna, seppur sia parte dello sviluppato mondo occidentale, è sempre viva la necessità di mantenere alta la guardia. Gli incendi estivi distruggono non solo appezzamenti di territorio e la flora che là vi sorge, ma anche centinaia di animali, piccoli o grandi, periscono sotto le fiamme ogni estate. Similmente, occorre prestare massima attenzione anche all'inquinamento delle falde acquifere, dei laghi e dei fiumi. Occorre mantenersi vigili per operare quelle bonifiche ambientali in quelle subregioni che ospitavano i grandi poli industriali che hanno contribuito ad avvelenare ridenti territori. Lo sviluppo economico ha un costo molto elevato, tuttavia negli ultimi decenni si stanno approntando tecniche a basso impatto ambientale che coniugano l'esigenza della produzione e la salvaguardia dell'ambiente. L'investimento necessario per accedere a queste tecnologie è sicuramente importante a livello economico, ma è capace di creare un circolo virtuoso dove gli esseri umani edificano e progrediscono in armonia con la natura, unica vera casa di tutti gli esseri che popolano questo mondo. Assieme possiamo fare molto. Voltare gli occhi altrove quando si vedono situazioni di potenziale rischio non aiuta nessuno, men che meno la vita che tutti quanti condividiamo su questo nostro bellissimo e unico pianeta. Su mondo. Natura bella di questo mondo. Chi è stesso architetto che l'ha fatto, incarrerendi del suo primo atto? Chi può dire arrivare finché in fondo e scoperri su nostro Redentori, o di vai un piccolo ritratto, ma canto deseo di adero su gratto, o forza divina de pace e amore. In s'infinito spazio splendenti gira sempre una boccia d'onda, bella, manna e profonda, opera de Deus onnipotenti. Tutto questo antico incanto ispira su poeta in armonia, a pensai e scrivi in sana allegria, versus e rimasa o uno canto. Sa luna chi fa un'occhiata ogni lucenti notti dell'ugori, con ornamento dei stella sen frori, bella, maestosa e delicata. Su soli, con grande imponenza, illumina sa terra e su mari, e sa natura si può ammirare, o tu comprendi, no basta da scienza. Questa vita esti commento un lampo, troppo gruzza, può da gosai, ma a Dio su de peu pregai, così collocai a pustisi in luogo santo.
Con questa poesia su questo mondo entrasa proprio a intro di questo mistero, di questa vita, di questa esistenza nostra, che come ti hanno detto non basta da sta scienza per da comprendi. E ti ha ispirato scrivendo questa poesia? Sul mondo è una cosa troppo bella, ma in suo stesso tempo è una cosa misteriosa e meravigliosa. Da sempre, noi uomini ci causa di comprendere come esti nascio e quando esti nascio. Certe volte ascoltando su chinara da sa scienza, altre volte pensando a un Dio che ha ricordato e fatto nasce questi splendori. De milioni di anni pare una cosa perfetta, di tante cose che ci fonti, anche da sa basca, su frio, su vento, acqua, sa terra, mattas, animali e uomini, che tutti impari si gozano da questa meraviglia di questa natura che pare perfetta. Chi non però deve rispettare. Ogni dì della vita nostra e quindi va sempre. Io leso che questo mondo si braccia da ancora per tant'anni. Non di gusto se si toccando un problema a me da mano di questo tempo su. Che adesso proprio sa rispetto chi tiene su questo mondo, possa anche detto da terra anche a vivere su e sa poter andare. E sti cambiando all'estero questo mondo, vero su? Tocca da noi purtroppo che adesso a regione, poiché basta visto che è succedendo in tutto questo ultimo periodo dei mesi e anni a questa parte che il mondo sta ribellendosi con tante tragedie che fonti una pizzo del satro sempre più sono presi. Apponiamo questa poesia che dobbiamo rispettare il mondo e la natura. Poi mi pare appunto che negli ultimi anni me da uomini sono venuti approfittando con suo traballo, con suo inquinamento e tante altre cose. E tutto può fare bruso di noi, può fare bruso a ricchezza, a savacci della natura e del suo mondo. Fonti sempre di bruso appunto, le aziende mannas che avvelenano l'aria, i frumini e i mari, come da cose velenose che bocinti uomini, animali e altre cose della natura. I uomini che secano le foreste, pongono fuoco e queste cose fonti scallendo vinze e riserve di ghiaccio. Secondo me mi tocca a ognuno di noi a fare questa parte sua, a rispettare la natura e il suo mondo, come ti ha punato questa poesia. E poi si può cosa è bene in noi e chi ha da bene a posto di noi, non dobbiamo pensare a noi, ma a figlio nostro, a nipoti nostri e tutto questo si canta bene dopo che noi non ci siamo bruso. Fate il suo modo che il suo mondo da rispettoso e da quanto è bello come ti si dà lasciato. Biu che hai scritto un bello libro che si narra proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, e ci sei anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Beh, ho detto che voi andai bene con questa poesia del suo mondo, voi adesso. Il suo mondo è una scala, a chi cala e a chi azzera. Questo è pagando cose andando a bei o in cappa andando pagando per spago bei, cancotta? E questo è un modo di noi, o fai comprendi, che in questa vita ogni cristiano va di una strada differente da un altro. Qui sanno che ne esti bruso a lutto, sveglio o fortunato o sa salute, chi anda da innanzi e si goza da sa vita, e in santo o l'inai che alza da sa scala. Ma in suo mondo c'è pure chi da bascia da questa scala, poi testi mancai scaronia o che di traballo o che ti manca sa salute, che è questa cosa bruso importante per tutto noi. Bello io adesso che ognuno alzidi e bessidi in questa scala, esti s'augurio mio a tutto noi e a tutti gli altri. E poi aziai, per esempio, in questa scala, ite usa po' di vai, itanante e diciuso. E un altro dicio gli da po' di essi gusto, sa vita esti commento uno sprigo, chi tu gasta s'arriendi da ridi. Questo è un consiglio meda intelligente, spiegasi tu paghetto. Ma secondo me mi pare che questo dicio deixa da bene a gusto su chi funtigenza della regione, sempre tristo su, o l'intavarraia solo su, teniti pensamento legge su, ma che binti casi tutto niente. In noi si narra in sa vita che ci sono e crasi no, non si citi crasi. E in sandoso cos'è si sa vita in allegria, in compagnia, arriende e spaziendosi. Secondo me, pure esti questo un bello consiglio. Invece, come ti passano i anni, ognuno deve essere pregiato della vita che ha fatto. Pensando che steo sia sosprigo, in modo tale che fai una bella vita e di essere pregiato e contento quando sei vecchio.
E certo, chi da castiaus arriendi nosu poprimus sa vita and a meda mellus. Ma seo sicura che quantru diccio a su per sa vita e su mundu po nosu du deisi. Ah, certo che in sa vita c'è una meta del dicio sardos. E quanto poi dessi, in sa vita non conta da su passo chi faisi, ma s'arrasto chi lassasa. Tocca da sempre a fare cosa chi le senti cosa bella in questo mondo, verusu. Questo dicio della ragione mi piace me da me pure. Poi che dona da, come te n'hai, un senso, un modo di fare per ognuno di noi. I anziani sono di fatti con questo dicio, consigliando a fare una vita onesta e di rispetto, seria, con azioni che passano da onoria ad ognuno. E questo può vivere bene e con serenità di sa vita, che sia da lungo gruzza e questo noso non lo scireso. Ma questo modo di fare lascia da postisi un arrasto, come te da su dicio. Con tutto questo che si conoscono, ti commenti i parenti, i amici o conoscenti. E insando su un audeo, lascio su arrasto, un arregodo, quando non c'è essi bruso, ho detto le cose belle che ho fatto in sa vita, sia da incarregare della famiglia, dei parenti e dei amici, faccio un modo di lasciare un bel arregodo, un bel arrasto. E con questo consiglio accabato questo episodio di oggi, enzando a regodeu sì, de arri sempre nosu poprimus a su sprigo dessa vita. Tesa ragione, ma in tristezza, ci chiedo sempre di essere pregiaus e contenti che si vive meglio. A si intende, a prossima volta. Deu vollada!